In questo breve tutorial vedremo come installare e configurare JOSM, uno degli editor di OpenStreetMap. Prima di iniziare, volevo ricordare che sono diversi editor di OpenStreetMap. Tra questi vi segnalo Mercator, un eccellente editor e multipiattaforma, e l'editor integrato dentro OpenStreetMap, cioè dentro il sito stesso. Ci dedicheremo in questo tutorial essenzialmente a JOSM. JOSM si scarica dal sito ufficiale, è scaricabile come file jar, un archivio compresso usato per distribuire raccolte di classi Java, e quindi è portabile e è utilizzabile in qualsiasi sistema operativo in cui sia installata una Java Virtual Machine. Quindi è necessario che ci sia comunque una Java Virtual Machine installata. Per questo tutorial vedremo come installarlo e utilizzarlo su Windows utilizzando l'installer dedicato. Fatto il download dell'installer, si procederà con una classica installazione, andando avanti con le opzioni di default, va più che bene. Finita la quale sarà possibile lanciare direttamente l'applicazione. La prima cosa da fare, o che vi consiglio di fare, è quella di impostare il vostro account OpenStreetMap nelle preferenze. Basta aprire preferenze, segnare il vostro nome utente, o la vostra email, insomma, e la password che avete scelto quando vi siete registrati sul sito di OpenStreetMap. Fatto questo, potremo passare a scaricare i dati da un'area su cui vogliamo lavorare, inserire ad esempio nuove strade, apportare modifiche e quant'altro. Clicchiamo su questo tasto, andiamo a zoomare sull'area che ci interessa, con la rotellina del mouse in avanti zoomeremo sotto la freccia, vado nella mia città. A questo punto trascino la mappa facendo tasto destro con il mouse sulla mappa e trascinando, disegno un rettangolo tenuto premuto il tasto sinistro del mouse e a questo punto do OK per scaricare i dati di quest'area. Attendo e a download finito mi appariranno le strade e tutti i livelli e tutti gli elementi scaricati e utilizzabili in quest'area. A questo punto mi verrebbe molto utile avere una cartografia di base su cui tracciare degli elementi. Sono disponibili per tutto il mondo i dati messi a disposizione da Yahoo, e in alcune aree nazionali è possibile utilizzare dei livelli ancora più di dettaglio. Per esempio per la regione Sicilia, la regione siciliana ha messo a disposizione tramite un servizio VMS delle ortofoto di alta qualità. Per utilizzarle basterà andare a copiare questo URL indicato nella pagina Sicilia di OpenStreetMap, tasto destro, copia, ritornare su JOSM, andare in modifica, preferenze, andare al pannello VMS, aggiungere un nuovo livello VMS, lo chiamiamo Sicilia, incolliamo l'URL appena copiato, diamo OK. Nel menu VMS ci troviamo adesso Sicilia, aspettiamo, è stato caricato, al momento è al di sotto di quello Yahoo, lo facciamo salire sopra ed abbiamo a disposizione le ortofoto siciliane di alta qualità per lavorare. Per questo tutorial è tutto.